I giallorossi di Pasquale Ferrara, dopo aver sconfitto sempre gli azzurri di Cacciola mercoledì in Coppa al Dalcontres, estromettendoli dalla competizione, concedono il bis a distanza di 4 giorni anche fuori casa e con un netto 4-0. Grazie alle immagini forniteci dalla Siracusa Calcio andiamo a vedere la sintesi con la sfida che si apre con il Siracusa vicinissimo al vantaggio per 3 volte, prima con Ficarotta il cui sinistro da fuori si perde a fil di palo, poi con Savasta che calcia sul portiere da posizione vantaggiosa e infine con Belluso che di testa in tuffo non trova incredibilmente la porta da 0 metri. Bersaglio che al primo vero affondo centra invece Ligia Virtus quando Silipigni raccoglie l'invito di Sgro e col sinistro mette alle spalle di Giordano, spianando ai suoi la strada verso la vittoria. Per Silipigni è la seconda rete in campionato. Gli azzurri non ci stanno e sul ribaltamento di fronte solo la traversa nega alla punizione di Ficarotta la gioia del pareggio. Insistono i padroni di casa che poco dopo reclamano anche un calcio di rigore per un presunto mano in aria, ma il direttore di gara lascia giocare. Poi Ligia Virtus torna a spingere e dopo il doppio intervento di Giordano sulle conclusioni di Ido, Iaga e Flores, i giallorossi raddoppiano al tramonto del primo tempo quando l'incontenibile Sgro inventa il gol della domenica con una sassata da posizione defilata che fulmina Giordano, facendo così Siracusa 0, Ligia Virtus 2 e per Sgro si tratta della sesta rete in campionato. Nella ripresa parte nuovamente forte il Siracusa che la potrebbe riaprire prima da corner, ma gli azzurri si divorano il gol da pochi passi e poi con Belluso che trova invece un super di Fina a sbarrargli la via della rete. Ligia Virtus non sta comunque a guardare dopo la botta di Biondo al 62esimo che si perde di poco al lato e la conclusione ancora dei giallorossi murata dalla difesa di casa. I barcellonesi mettono a segno anche la rete del Tris al minuto 85 con Aveni che ruba palla all'avversario e poi col destro batte sul primo palo Giordano, chiudendo di fatto il match. Per Aveni invece è il secondo gol in campionato. Non si ferma la squadra di Ferrara che all'89esimo cala anche il poker con De Gaetano che da fuori supera Giordano, non esente da colpe, fissando il punteggio sul definitivo 4-0 per i suoi. Ligia Virtus sale in classifica, quota 22 punti e si porta al comando del girone in solitaria, mentre il Siracusa rimane fermo a quota 16. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere.